Fresco. Allora, signori, benvenuti al centro di addestramento cinofilo Bau Bau Doiu. Giovanotto, il cane lupo difende il territorio. Il Terranova è da salvamento, mentre il bassotto è perfetto come paraspifferi. Affenpinscher, Bassettown, Alaska Malamuta, Kitaino e Pagnuel Breton sono tutti Centrocampisti. come è fatto lo spinone? Filtrinone e cantinone. Basenji Omittengi. ce l'hanno i boxer. L'elastico. Il Carlino come preferisce essere chiamato? Al telefono. Cioè? Pronto Carlino? E risponde così, povero. Ha un brutto carattere e ha un comportamento sgradevole. È un esemplare che appartiene a quale famiglia? Alla tua. Ha reso famosi i Beagles. Let it be, let it be, let it be, let it be. Husky, Aschi Will Nasser, let it be. ma io intendevo Husky, Ach. Chow Chow. Ciu 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 ciu. Ti piace il San Bernardo? Preferisco la Bernarda. Allora, Giovanotto, ti presenti qua e neanche conosci le razze dei cani, ma chi sei? Volpino la lavatrice. Molto piacere. Allora, Volpino, qui al centro di addestramento Bau Bau Doiu sei nel posto più importante al mondo in fatto di cinofilia. E infatti noi siamo A Cannes. No, A Hollywood. ti aiuto. Qual è il migliore amico dell'uomo? Il bar. No, il migliore amico dell'uomo è? La PlayStation. No, immagina la quattro zampe. No, allora quando la donna non c'è, il migliore amico dell'uomo è? La mano. Il cane, di cosa stiamo parlando? Sappi che tanti vorrebbero lavorare con gli animali, qua dietro c'è una fila di persone perfetta per stare dietro a un cane. In altre parole c'è? C'è la coda. Allora, nel nostro metodo è fondamentale il contatto. Devi sapere che io ho vissuto per oltre un mese con un pastore bergamasco a casa mia e dormiva sempre con me. E questo si chiama fare Outing. Adesso ti faccio un test, rispondi bene o ti sbatto nella gabbia dei mastini napoletani e dargli da mangiare, te stesso. Cosa metti al Labrador dopo averlo lavato? Il lucida Labrador. Una caratteristica dell'afgano. Gommoso. Cosa fai col samoiedo la mattina? Lo puccio nel caffè latte. Sapresti indicarmi una pensione da cani? La minima di mio nonno. Il cane da riporto è consigliato per un padrone? Calvo. E cosa fa? Se lo mette e si fa il reporto. Gli spava un po' le orecchie. Cosa succede se un chihuahua ha una zecca? Pesa il doppio. Per educarlo ci vuole pazienza. È possibile che non risponda ai comandi e che faccia i bisogni dove gli capita. Chi è? Un adolescente al rientro dalla discoteca. E cosa fa? E così. Ma è messo malissimo. Ma cosa sta cercando di Sta fare? cercando di aprire la porta di casa sua ma non ci riesce. Ma perché? Perché la porta è là. E allora lui cosa sta E il facendo? corridoio mi fa il buco nel muro. Ma come fai a sapere questa cosa? Ma l'ha raccontato un amico Ciro che gli è successo ad Angelo Daga quando era piccolo. Me l'immagino. Allora, torniamo a noi, Giovanotto. Quando il cane ti riporta il bastone, cosa fai? Allora, se allo scontrino glielo cambio, altrimenti si attacca al cazzo. Non è che possiamo stare a cambiare tutti i bastoni che ci portano il cane. Ma Giovanotto, allora tu di cane non ne capisci un gatto. Devi sapere che invece io, al mio schnauzer,
la prima cosa che gli ho insegnato è a fare lo sitz. E sai come? Aperol e prosecco. Ma che è lo sitz, non lo spritz. Quando dici sitz il cane si siede, ma per farlo sdraiare Ci vuole almeno un filo ferro, e ti lo blocca. Il cane non reggola niente, la verità. allora facciamo così, ultima possibilità. Se non sai educare un cane, vendono uno scatolotto che gli eroga una scossa di elettricità statica se non obbedisce ai comandi. A quale altro animale bisognerebbe applicarla? A quello che l'ha inventata. Esatto. Grazie! Stefano! Michele! Grazie! Noi ringraziamo il comitato che ci ha accolto, ringraziamo il nostro service e Carletto e i suoi nostri, Grazie! grazie a tutti voi!